Allora, con noi Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL Sicurezza in Friuli Venezia Giulia, ancora una pugnalata alle spalle delle forze dell'ordine, così inizia un suo comunicato. Perché? Perché non meno di 3 giorni fa Alfano ci aveva detto, dopo queste famose uscite sui tagli, tagli alla sicurezza, chiusure di 270 presidi di polizia, 21 dei carabinieri, polizia postale, polizia ferroviaria, insomma di tutto, 3 giorni fa ci aveva assicurato 700 milioni di euro per le forze di polizia e ha detto stop ai tagli. Forse una pubblicità, come chiamavo io, se vi ricordate, puramente politica, pre-elezioni. Ecco qua, dopo 3 giorni esce il DEF, questo documento, e riporta praticamente che il blocco stipendiale già bloccato per le forze dell'ordine e il comparto sicurezza bloccato dal 2010 si protrarrà fino al 2020. Quindi, direttore, lei capisce che siamo stati veramente schiaffeggiati un'altra volta da questo governo, da questo ministro che fa delle promesse e non riesce a mantenere. Erano stati prelevati quei 700 milioni, vi ricordate quando io parlavo del FUG, di questi fondi unici di giustizia? Ecco, 700 erano tanti perché nel biennio 2012 e 2013 se ne erano stati presi 125, lui parlava di 700, questo già ci aveva un po' allarmato francamente, però ho detto magari qualche ripensamento, invece non è così. E quindi saremo pronti a scendere in piazza sicuramente, perché senza la sicurezza non ci può essere sicuramente democrazia. Grazie Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL Sicurezza in Friuli Venezia Giulia. Ricordiamo i 30 feriti anche adesso, sì, lo so, altri 30 domani, feriti. Alle 10.